Che dire, tutte bellissime e simpaticissime. In questo momento le ragazze si stanno preparando per le uscite di moda. Io non vedo l'ora, ho già visto qualcosa passarmi davanti e sono veramente molto curiosa. Spero che lo siate anche voi, quindi non ci resta che andare e scoprire. Ci addentriamo nel mondo della moda perché iniziamo subito con la prima sfilata. A proporcene sono le nostre finaliste ed è la sfilata di Elena Violato, la nostra meravigliosa stilista che è cresciuta in una famiglia creativa, amante dell'arte, da sempre vicina al mondo artistico. Da piccola seguiva la nonna che lavorava come sarta. Saluto anche la nonna, buonasera signora. Questa sera i capi che vedrete sono una dedica a suo fratello Giorgio, sono capi particolari, unici come le persone che le indossano, e citando Coco Chanel, la moda passa, lo stile resta. E allora facciamo un grande applauso agli abiti di Elena Violato.
effettivamente è la sua passione da quando era piccino. Andiamo avanti adesso con la prossima sfilata, perché anche qui possiamo parlare davvero di eccellenza. Tra l'altro io indosso questa sera una parure bellissima di Rialto e quindi ringrazio ovviamente con un applauso anche la professionalità ma soprattutto la gentilezza e la disponibilità di Sabrina, perché Rialto appunto parla di quella che è la bellezza di ogni donna, che sono i gioielli, l'intreccio di passione tecnica, la scelta dei materiali alla composizione, dalla progettazione alla lavorazione artigianale, crea proprio una bellezza da indossare e da vivere. Sabrina Pegani, che è titolare di Rialto ed esperta gemologa e anche analista di laboratorio, dedica un'infinita e travolgente passione alla sua attività, aiutando tutti i suoi clienti a sentirsi a proprio agio valorizzandosi. Ma questa sera siamo qui per gustarci questa meravigliosa sfilata dei gioielli di Rialto. voglia secondo me di far vedere tutti questi gioielli colorati, ci rendono ancora più belle, quindi mi raccomando andate a trovarla ad Asolo in via Roma 358. Allora adesso
Ci sono due capi che abbiamo voluto riservarvi perché sono gli ultimi due abiti realizzati da Elena Violato, sono davvero meravigliosi, mozzafiato, e quindi abbiamo riservato questo spazio proprio per loro. Davvero, mozzafiato, complimenti Elena ancora per la tua bravura e la tua grande passione per la moda. E io vado a vedere la mia bella, se sono pronte le nostre ragazze per continuare con la prossima sfilata, ed è quella di Moni Boutique. Moni Boutique è un negozio di abbigliamento, accessori donne e uomo, nato nel 2023, quindi è fresco per soddisfare i bisogni di qualunque tipo di cliente all'interno di questo negozio. Vengono proposti capi di ogni genere per qualunque tipo di occasione, dal casual allo sportivo all'elegante. Le taglie variano dalla XS alla XXL e quindi vengono messe a disposizione del cliente assistenza gratuita 24 ore su 24, oltre che una politica di rimborso e reso volta a tutte i clienti. Potete visitare il sito e-commerce messo a disposizione dei clienti più lontani, dove vedrete e troverete tutti i capi in vendita descritti dettagliatamente, a partire con la sfilata di Moni Boutique che viene aperta da Katia Moro, brand ambassador, potremmo dire, di questo meraviglioso negozio.
parte, quindi tutta ancora da scoprire. E noi siamo pronti quindi con la prossima sfilata. Questa è la proposta di Suki Shop e quest'oggi, questa sera in particolare, vedremo una sfilata dedicata agli accessori. Le borse sono il nostro invidiato speciale per questa sera, soprattutto quelle di Suki Shop. Della pagina e lì potete contattare direttamente a colei che vi seguirà sia la fase di scelta ed era questo. Allora la prossima sfilata è quella di Francesca Simoni Abbigliamento, che io ringrazio per l'abito che indosso questa sera. Grazie Franceschina. E in fondo lei non si vuole mai far vedere, però c'è, è lì, perché da Francesca Simoni troverete non solo abbigliamento donna, sarete venuti accolti da Francesca, da un personale comunque sempre pronto, personale qualificato con estrema professionalità e tanta cortesia. Gli abiti di Francesca Simoni Abbigliamento.
Anche la sua partecipazione avete visto davvero per tutti i gusti, anche qui. Allora, continuiamo adesso con la nostra sfilata, con quella di Gioschero, che è nato, se vogliamo, come naturale sviluppo di un progetto. Creazione dopo creazione ha preso forma autonomamente. Per tutti gli autodidatti non ha regole né canone ai quali attenersi, ciò che persegue primariamente è il raggiungimento di equilibrio tra tensione e forma. Direi che questa presentazione veramente non racconta nulla, non racconta o almeno poco di quello che stiamo per ammirare in questa sfilata. Quindi, signore e signori, facciamo un grande applauso alle proposte di Gioschero.
E anche qui parliamo di arte manifatturiera con queste meravigliose realizzazioni di Josquin. Complimenti, davvero stupende. Che dire, gioielli strepitosi, abiti da sogno. Non mi resta altro che dirvi di continuare a seguirci per scoprire alla prossima selezione le prossime uscite moda.